Ciao Madonnina, io mi chiamo Maria, sai la mia mamma mi ha raccontato che il dottore prima che io nascessi ti disse che avevo un grave problema, ma come vedi sono nata sanissima, con tanta voglia di vivere e per questo mi chiamo come ti chiami tu. E sono venuta qui per ringraziarti e per ricordarti che ti voglio un mondo di bene. Non ti fa bene, non dei peccati, nemmeno per un attimo. Ciao Madonnina, io mi chiamo Maria. Sai, la mia mamma mi ha raccontato che il dottore, prima che io nascessi, gli disse che avevo un grave problema. La voce è una creatura piccerella, una voce cantata tanto tempo fa. Quanti anni sono passati Maronnella, ma sta voce ti continua a ringraziare. Com'è bella da sentire, quanto è bella da vedere, tu sai che ci hai sempre corruto. Mi dicevano è fornuto quando la vita sua non era manco cominciata. E t'hai pregato e mi sentito e come a te l'hai chiamato. Poi t'hai cantato, a tutto il mondo voleva far sapere, in ogni coro, in ogni canto, che i miracoli succedono e che siamo mamma tutto quanto. Abbracciatela a chi sti figli. Faccio capire che oltre il Signore ci sta pochi meglio in questo mondo, ad ogni prete è un peccato, ad ogni foglia, ogni rame è un malato, a due creature appena nate pagano prezzi che sta terra già l'ha consumata. Aiutalo come hai fatto con Maria, Maronella, tu sei la vita e c'è sporca coscienza, ma ci manca cosa buona mia.
dei bambini sfortunati. Madonnina mia, ti giuro, ti voglio bene, se davvero, ma nel prossimo futuro, darci un mondo più sicuro, senza sfari e senza aborti, senza tutti questi matti, assetati di potere, senza bombe e polveriere. Grazie Madonnina mia, aiuta tutti e consiglia. Aiuta tutti quanti, Madonna mia. Guardaci, consigliaci il male. Io ti ringrazio, mamma mia. Io tutti quanti i figli. Dovete allontanare, ve lo stiamo chiedendo con gentilezza, c'è anche la sicurezza, qui deve star chiedendo, giusto, dico bene? Perché purtroppo vi fate male, non è per cattiveria, ma vi fate male. Scusami, vai pure Pino, vai. No, io volevo ringraziare pubblicamente il priore di Santuario, Isario, l'amico Davide, per avermi dato la gioia di raccontare la storia di mia figlia nella sua casa. L'omaggio florale come segno di ringraziamento a lei che mi ha ascoltato e che spero ascolti tutti voi fedeli e che tutti seguite. Grazie. Il quadro lo lascio a voi. Grazie Maria, grazie Mario. Perché gli voglio dare un bacio proprio con il cuore. E poi voglio strappare giusto due paroline.